Eccoci qua di nuovo insieme in Friuli in diretta. Allora, do il benvenuto a Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno a Abbiamo tutti. conosciuto la nuova responsabile della provincia pordenonese poco fa. Buon lavoro, Mara Turati. Buon lavoro, sì. Diamo il benvenuto anche a Stefano Salmè, consigliere comunale di Uomo Udine, Liberi Lettori. Tutto bene? Tutto bene. Ottimo. Parto con lei, Salmè, perché era un po' che non parlavamo del Moretti, no? Addirittura quando è stata costituita la zona rossa, che riguarda anche tuttora attiva sul parco, qualcuno diceva ma forse lì la situazione è migliorata, invece in qualche modo ci siamo ricascati. Poco fa siamo stati lì anche con Francesco Pezzella a vedere la situazione. Forse dicevamo riattivare il chiosco, non lo so, ridare un po' di vita al parco potrebbe aiutare a non tornare in situazioni che degenerano. Sì, ho letto che la Giunta ha deliberato che il 31 maggio ci sarà un souk arabo, mi pare, al Parco Moretti, quindi pare un'iniziativa ottima immagino che ci siano già molte persone lì ad aspettarlo. E questa aggressione dimostra ancora una volta di più che insomma la sicurezza in città è un tema che è non risolto, che non sarà mai risolto del tutto, ma che non viene nemmeno affrontato con gli strumenti giusti. Io vedo con ironia questi cartelli che leggiamo in giro per la città, sicurezza partecipata. Onestamente credo che tutti i cittadini che li leggano si mettano a ridere, no? Mi pare che comunque queste due persone, i due responsabili della rapina che sono stati arrestati, sono svedesi e ben integrati in città. Mi pare, no? Che sono stati arrestati lo sappiamo, che sono senza fissa dimora anche, che la persona aggredita a calci e pugni è comunque un loro connazionale residente comunque in città. Questo è. Non è che questo, voglio dire, sia un attenuante. No, sulla sicurezza mi attengo ai fatti. Nel senso che non sappiamo la gli udinesi nazionalità. sembra che siano spariti, cioè, addirittura, no, vabbè, insomma. Che ne pensa? Tra l'altro ieri poi ne parliamo anche dell'ex Cavarzerani, perché De Toni insomma rimane comunque un punto critico della città, no? De Toni dice in 5 anni lì ci sarà la cittadella della polizia. Ora, più o meno in 5 anni nel parcheggio Moretti. Sì. Sì, va bene, è partito carico Salmè. Allora, che ne pensa della situazione? Lei vede miglioramenti, vede il giusto impegno? Gli stessi 5 anni che non ha avuto la precedente amministrazione, né di fare il parcheggio al Moretti, né di fare nulla per la Cavarzerani, se non portare a 700 i migranti, no? Come ricorderai quei numeri che c'erano e adesso 1200 con Ossel. Sono un po' di meno. 1200 con certo. Ossel. Ma non stavano neanche discutendo di Udinese Lazio, neanche di Bayern, Monaco, Paris Saint-Germain, i tre di ieri che si sono menati. Quindi ecco, questo per dire che ne abbiamo discusso più volte anche sulle zone rosse, no? E l'abbiamo sempre detto, se devono essere cose spot è giusto farle, perché si interviene comunque con determinati interventi anche mirati su determinate zone, però poi alla fine non si risolvono i problemi strutturali che o si spostano in altre zone della città. Abbiamo visto, no? In Ungheria c'era un allarme, si sono mossi i cittadini, pare che la situazione sia migliorata, poi abbiamo avuto problemi, no? da altre parti e quindi adesso magari calata l'attenzione sul Parco Moretti si è tornati ad agire sul Parco Moretti. Io ricordo sempre a tutti che il Parco Moretti dista a 30 metri dalla questura di Udine. Sì. Ecco. E che la sicurezza, ora a prescindere da tutto, spetta sempre alle forze dell'ordine, al questore, al prefetto, al ministro degli interni e quindi sì, poi come amministrazione comunale è giusto intervenire su quelle che sono le competenze di un comune e su quelle che sono le competenze di una comunità che molto può fare, a parte la sicurezza partecipata. No? Perché questo diciamo, è inclusiva, è un tema. È sostenibile. È sostenibile, sì, vabbè, basta che ci sia. L'importante è fare sicurezza, però lo diciamo sempre, se mancano 25.000 poliziotti nel nostro Stato, qualcuno li deve assumere, qualcuno li deve formare e se non interveniamo lì, noi questi problemi li avremo sempre ciclicamente ed è un tema. Secondo tema, quello dell'immigrazione e quello dell'inclusione. Cosa stanno a fare, tra virgolette, tutte queste persone in Italia, se sono clandestini, se devono essere integrati in qualche modo, come li integriamo, se li vogliamo, se non li vogliamo, perché sennò poi facciamo il decreto flussi, accettiamo 500.000 migranti
per prendere ovviamente posti di lavoro che gli italiani per 1000 motivi non stanno più facendo o non vorranno fare, però poi ci lamentiamo che sono troppi. Allora dobbiamo deciderci. Finché non ci decidiamo, queste cose non le risolveremo mai. Quindi dice puoi spostare il fenomeno da una parte all'altra. No, vabbè, certo, ma questi perché se ci sono dei controlli diciamo mirati in determinate zone, è chiaro che chi fa attività illecite in quella zona lì, se sa che per 2 settimane ci saranno X pattuglie che girano, ma poi non le vede più, torna a riappropriarsi. Ha ragione Sergo, intanto ovviamente io sono contrario anche al decreto flussi. Rendiamoci conto di una cosa che ormai tutte le aziende dicono, cioè gli studi dimostrano che l'intelligenza artificiale e la robotica toglieranno il 40% dei posti di lavoro. 40%, quindi che cosa importiamo? Futuri poveri che dovremo pagare con lo Stato sociale nostro? Seconda cosa, e qui al di là del decreto flussi che riguarda l'immigrazione regolare, anche in questo caso parliamo di senza fissa dimora. Il problema sono i clandestini. E qual è la grande trovata del centro-sinistra, di cui fa parte ormai anche Sergo col Movimento 5 Stelle, il campo largo? Beh, hanno detto a più riprese che bisogna prendere a modello la Spagna, dove hanno regolarizzato 500.000 clandestini. Sai cosa significa quando tu fai una sanatoria per 500.000 di persone? Che dai il via libera al tantan verso tutta l'Africa. Entrate in Italia clandestinamente perché tanto poi vi regolarizzano. Questa è la soluzione. Questa cambia molto. È diverso. Decreto flussi, regolarizzare chi c'è già. Sì. No. Vabbè. Se tu regolarizzi chi c'è già, vuol dire dare un premio a chi è entrato illegalmente in Italia. Quindi se tu a scapito di chi fa una domanda ed entra legalmente dai un premio a chi è entrato illegalmente in Italia, stai facendo veramente un qualcosa che non è il bene dell'Italia. La risposta è la remigrazione e il rimpatrio dei clandestini. Lo stanno cominciando a fare addirittura in Germania nei confronti degli afghani. Possiamo cominciare a farlo anche noi, sì o no? Dobbiamo rendergli la vita difficile a questi migranti, a questi clandestini, non rendergliela sempre più facile. Che mi dice della remigrazione? Ma dipende sempre da chi vogliamo remigrare, ok? E da come lo vogliamo fare, perché tutti possiamo essere d'accordo, ma se la risposta è spendere 1 miliardo di euro per i centri in Albania, non abbiamo capito niente. I centri in Albania, dove c'è stata la passeggiata, no, dei rappresentanti a maggioranza nazionale a visitarli una settimana fa, c'erano 80 persone, ne abbiamo di più al CPR di Gradisca. 1 miliardo di euro abbiamo speso, è servito a qualcosa? Sono cifre buttate a caso, è servito diciamo qualcosa? Così, no? No. Le si prende dai giornali e li si ripete a pappagallo, non sono così, no? Per quanti anni? Per quanti anni? Appunto, dividili per anni, ok, sì, ma tu hai 80 persone messe lì dentro per il costo del centro, cosa ti costa le forze dell'ordine che devono stare lì a controllare e che tutto non il sia resto. successo niente o Beh, che se cosa? queste sono le soluzioni, ovviamente non stiamo parlando di la soluzioni Spagna vuol fare effettive. un CPR come in Albania e in Africa. Sì, guarda caso. Il vostro modello e qualcuno lo voleva fare a Palmanova e al Mico e non era di certo uno di centrosinistra, giusto? Cosa c'è? No, niente, parli di Gasparri, parli di CPR, parli di tutto il resto, perché quello a Ialmico cos'era? Un centro di accoglienza di che tipo? Di immigrazione legale, il di che tipo? Il CPR in Albania ha una sola grande funzione, che è quella dissuasiva. Uno non spende $4.000 si ha la paura di finire in Albania che poi non entri più in Italia. Questo è il punto. Se i magistrati invece della vostra parte politica lo boicottano, certo, è evidente che poi c'è qualcosa che non funziona. I cittadini riescono a... No, non c'è, perché il magistrato che ha bloccato quello non era di parte, no? Abbiamo visto quella che parlava di plotone di esecuzioni cosa sta combinando col caso Minetti. Non era di parte. Ma siccome quello è centrodestra non se ne può parlare. No, adesso ci mettiamo anche ad attaccare il Quirinale. Perfetto. Direi che il Presidente della se Repubblica parli della magistratura, pace, no? se parli della magistratura, sì, salviamo almeno il Quirinale. Ma non il ministro Nordio, allora, che è già stato salvato dalla batosta del referendum, dalla lotta politica. E ci mancherebbe altro. Visto che ha dato lui la grazia. A parte questo, che intanto voglio dire, non ci porta a nulla, siccome ha citato il Movimento 5
5 Stelle con le come sue centro-sinistra, soluzioni, sì. no? Campo Largo, eccetera. Noi siamo sempre stati contro l'immigrazione clandestina. Ok. Ok? Sempre stati. Ok? E sempre lo saremo. E l'abbiamo anche dimostrato anche quando abbiamo deciso di fare il governo con la Lega nel 2018, che ovviamente abbiamo da quel momento fatto calare gli migranti. C'era un ministro che si chiamava I Salvini. migranti e gli sbarchi da quando sono aumentati? Dal 2022, stranamente con questo governo, sono aumentati di 5 volte, 6 volte, i numeri li sai tu, ma se vuoi li andiamo a vedere sul decreto, sul Ministero Andiamo a degli vederli, Interni, sì, lo sì. sai, lo sai benissimo che sono aumentati gli sbarchi tra il 2022 e il 2023, Sono tant'è che sempre adesso... troppi, ma sono diminuiti. No, Sono gli sbarchi, sempre troppi, gli sbarchi, assolutamente. guarda che ti do il dato ufficiale del Ministero degli Interni che è roba vostra. Sì. Ecco, Ah, roba quindi, vo- no, è roba Io vostra, è di io non centrodestra. faccio parte del centrodestra, per cui... Come no? Io faccio parte del centrodestra. Vabbè, allora- Da quando? È una notizia, se vuoi darla, da quando? Ah, del destra-centro, ok. Quindi è un'altra cosa. Scambievolmente collocando. Vabbè, dai. Va bene. Ma quindi, come detto, sono aumentati gli sbarchi per poi dire sono calati Sono al 40%. diminuiti, ma vabbè, Chiaro, insomma, tutti gli andiamo aumenti avanti. Se del vuoi dire i triplo, numeri, ma insomma. citali, leggi e le cita. Ma la fai un soluzione intervento, te per li l'ex cerco, Ma la dai. verità è che loro lo Fai un dicono intervento, sempre, anche Sergo lo dice sempre. cerco, non c'è Gli problema. immigrati sono una risorsa, lo continuano a dire, anche lui l'ha detto qua in televisione tante volte. Sì, ma Li vogliamo guarda rimandare che- a casa, sì o no? Ma se tu hai detto ti che- faccio una domanda, tra un italiano e un extracomunitario, a chi bisogna dare la priorità? Ma che c'entra? Ecco, non sa neanche Ma che rispondere. c'entra? Chiuso, Ma non cosa? serve nient'altro. Ma che domande fai? Ma certamente Ma che all'italiano, domande no? fai? O no? Sì, certo, ma ecco, allora spiegami bene. dove gli italiani non avrebbero priorità in Secondo questo te paese. gli italiani, dove gli immigranti, tu prima dove hai, gli immigranti tu prima superano hai gli detto italiani. che, Dai, che i posti di lavoro gli italiani li Dai, rifiutano. dai. Gli italiani No, fanno ti ho detto che non tutti li i fanno lavori, più. semplicemente Non non li fanno fanno quelli più. sottopagati. Ma tu lo sai quanti sono gli occupati tra i giovani dai 15 ai 24 anni negli ultimi 3 anni, di quanti sono E allora diminuiti? paghiamogli il Lo sai o no? giusto, invece con i vostri immigrati, dai, i lavoratori italiani vengono sottopagati e non accettano più Parliamo di lavorare in cose serie, servitù. parliamo del suc arabo. che Questo una è cosa sicuramente seria. una cosa Dai. seria, il lavoro dei Parliamo giovani di cose ben serie. pagato. Adesso ti trovo gli sbarchi, intanto Adesso che trova fai? lo Guarda. sbarchi. La soluzione Però di creare poi li la legge lei, cittadella della polizia Lex Cavarterani. Sì, da quanti Ne anni? parliamo dal 2018. Adesso, quanti anche anni? lei adesso tiene il timing Ma di, per forza, di ma, Tentoni. Voglio dire, ma guardi ne parliamo che la da cittadella della 20 sicurezza anni aspetta al e- Ministero Ha degli detto Interni. 5 anni. Ma aspetta dal Ministero degli Interni, è inutile attaccare come il parcheggio Moretti. Lei si ricorda che il parcheggio Moretti avevano promesso di realizzarlo almeno il taglio del nastro, quello che si usa fare entro il mandato? Dico bene o dico male? Bene, adesso parlo di 3 anni e Tra mezzo. l'altro Quello che impedirà la Fontanini vista neanche dalla sapeva questura di al farlo, parco. dai. Ma guardi, io a me le questioni estetiche Non le interessa, no, perché ma dice, diciamoci lei la pensa verità. che non si farà? No, non si farà nei tempi Copre la che loro questura, avevano promesso. Loro avevano promesso entro il mandato al massimo faranno l'appalto, voglio dire. Quello che no? gli Di altri cosa in 10 anni parliamo? non hanno mai fatto. Vabbè, Sì, però dai. gli altri hanno fatto grandi ma cavolate, c'era ma non hanno grandissimi tagliato i parcheggi. posti dei parcheggi come ha fatto Marchiol, come ha fatto il vostro amico Marchiol. No, perché la ZTL con le telecamere Chi l'ha estesa? Chi l'ha accesa? Chi l'ha estesa Ma chi l'ha la accesa? ZTL? Chi l'ha accesa? Tutti ZTL i deori in centro, La tutti i deori in ZTL. centro che hanno preso i parcheggi. Chi li ha fatti quella Guarda, volta? ti do una No, notizia, io c'era sono De Toni contro anche la quella volta. ZTL, ma almeno non aumentare i danni. Tu hai esteso la ZTL, hai pedonalizzato quella che non è neanche una piazza, che è Piazza Garibaldi, hai tolto 25 parcheggi in via Caneva, ne hai tolti 20 in via Petrarca, stai creando dei disastri, poi ovviamente c'è più bisogno di fare un parcheggio. Se tu continui a togliere parcheggi, fra poco dovremo fare 3 parcheggi, non 1. Ne hai dati 60 alla Procura di Udine. Quanti Procura sono di i Udine. numeri? Aspetti, Alla devo Procura di citare, Tra devo il citare la 2022 fonte. è il Ministero degli Interni, Sì. tanto guarda, gov.it. Allora, il grafico illustra la situazione No, relativa al numero di 2022 quanti migranti erano? sbarcati, 22 98.709, 23 Quest'anno? 23 153.000, quest'anno? 24 Andiamo 64.000. Basta, 60.000 su 90.000. Sì, Basta. grazie. Prima erano... E tra l'altro Adesso ti vado a prendere quelli che tra c'erano 2023 prima. è un anno tra l'altro che sono, cioè di dire, rendiamoci conto che nel 2022 tra l'altro avevamo appena superato la pandemia, no? Quindi lei si ricorda il blocco, non entrava nessuno in Europa perché c'era la pandemia, non facevano entrare nessuno. Appena superata la pandemia 98.000, siamo a 60.000, quindi avevo ragione io.
No, rispetto ai 100 e passa che appena letto mi pare di no. Mi pare che siamo 2026, no? Sì, vabbè, dovremmo essere, è facile far salire i numeri per dire sono crollati. Come far salire i numeri? Nel 2023 sono saliti, ha letto lei. Va bene, non riusciamo a trovare un accordo sui numeri. Quest'anno sono diminuiti o no? Ma che c'entra questo? Sì, quest'anno non vuol dire niente. No, va bene, rispetto all'anno scorso. Quest'anno 2026 è un'illusione. Il 2026 non esiste, va bene. Rispetto all'anno scorso non sono diminuiti. Non vedremo la nuova ex Cavarzerani, non vedremo il parcheggio Moretti, questo è. Però cerchiamo di capire che cosa vedremo di nuovo per il commercio in città, perché è arrivata il prolungamento dell'incarico al manager del commercio Guido Kaufin, e allora andiamo a sentirlo con Francesco Pezzella. Buongiorno. Sì, Giorgio, eccoci qui con Guido Kaufin, che è stato riconfermato come manager del commercio di Udine, della città di Udine. Era nell'aria questa nomina che è arrivata dopo la scadenza del primo mandato. Intanto è soddisfatto di questo? Chiaramente sì, perché è una manifestazione di fiducia e riconoscimento del lavoro non tanto mio, ma proprio del distretto del commercio, che, lo ricordo, non è un organo politico, non è un organo di categoria, ma è una partnership tra diversi enti e istituzioni, l'università, la Camera di Commercio, le associazioni di categoria, e pertanto è un riconoscimento al lavoro di questo gruppo di persone di lavoro che in questi 2 anni sono andate oltre la messa a terra del singolo progetto, ma abbiamo lavorato per una visione strategica del comparto. Quindi si potrebbero raccogliere i frutti in questo secondo mandato di molte delle iniziative avviate con il primo? Sempre quando si lavora sulla struttura i risultati li vendi sul medio periodo, certamente per una certa vitalità si è cominciato a vedere già subito. Com'è la situazione per esempio tra aperture e chiusure? Si parla molto di questo, di negozi sfitti, di difficoltà del cambio generazionale, e quindi molte vetrine rimangono poi con i giornali a coprirle, per usare una metafora, insomma, sono chiuse. Allora, anche qui, noi abbiamo lavorato per creare una struttura operativa e di condivisione attraverso gli succo, attraverso i retail e attraverso i bando per il rilancio economico. La tendenza è comunque stabile, nel senso che è chiaro che si notano di più negozi che chiudono rispetto a quelli che aprono. Grazie a Dio anche qua vicino a noi abbiamo visto già nei giorni scorsi, avete letto sui giornali, dei giovani che finalmente stanno aprendo nei negozi dove storicamente prima erano negozi che hanno chiuso per raggiunti limiti d'età, no? Gli imprenditori vanno in pensione, anche i commercianti, e il passaggio generazionale non è facile. Abbiamo messo a terra nel bando anche questo tema. Non è un tema che si risolve nel brevissimo, perché spesso sono gli stessi figli che non vogliono continuare l'attività dei genitori, però ci stiamo lavorando. Cioè, io trovo che l'impatto, l'interesse verso l'apertura in città c'è, dobbiamo cercare di spostarlo di più verso l'attività retail rispetto a quella della somministrazione, e anche lì abbiamo fatto il nuovo regolamento che è in quell'ottica, quindi si sta lavorando per impattare a livello strutturale sul comparto. Qui sotto cosa succede? Noi ci troviamo sotto i portici di Palazzo Daronco, dove alcune attività dovrebbero riaprire, e si parla ormai da un po' di tempo di riaperture che però tardano ad arrivare nonostante siano stati assegnati alcuni locali, quindi a che punto siamo? Allora, dovremmo esserci finalmente, nel senso che la parte di assegnazione è finita, è andata, e tutti hanno già portato i progetti in sovrintendenza. Mi risulta che già nei prossimi 2 mesi 2 attività dovrebbero aprire, anche la terza è in procinto, quindi... Diciamo quali sono? Allora, sicuramente Signor Vino sembra che sia arrivata Contarena. Sì, Contarena. Anche Erbolario si sposterà da qui e andrà, perché ha vinto il bando, andrà a fianco dell'IDM Caffè. Anche l'ASH è in attesa dalla fatidica approvazione del progetto. Abbiamo sentito l'altro giorno l'azienda che punta anche essa per il 30 giugno, all'obiettivo aziendale di aprire al 30 giugno. Questo significherebbe che abbiamo Palazzo Daronco completamente aperto. Vattolo? E sul Vattolo c'è un tema più di destinazione d'uso, penso che esca, però dovete parlare col patrimonio su questo, però dovrebbe uscire il nuovo bando. C'è un tema che purtroppo rispetto a tanti anni fa le unità hanno bisogno del bagno.
e quindi anche il vattolo ha bisogno di essere, per quasi tutte le attività che devi fare, però anche il vattolo è in procinto di essere di nuovo rimesso in pista. Un'ultima cosa, le chiedo una considerazione a carattere generale, no? E anche in base a delle dichiarazioni che aveva fatto il sindaco poche settimane fa in un'intervista, cioè che Udine sarebbe destinata a diventare una città che offre più servizi piuttosto che una città a vocazione emporiale, quindi del commercio. Lei che è esperto di commercio, cosa ci dice? Allora, io penso che gli interventi vadano contestualizzati, okay? Quindi immagino che il sindaco abbia parlato all'interno di alcune evoluzioni che sicuramente sono tendenziali in una città, no? È chiaro che se vai a vedere quelli che sono state l'aggressione che il comparto del commercio e dell'artigianato ha subito in 20 anni, la tendenza può essere, è chiaro che noi lavoriamo per mantenere una vocazione emporiale della città, per mantenere certi tipi di servizi, quindi non la trovo in contraddizione l'affermazione in un contesto del sindaco su quello che stiamo facendo con il vice sindaco. Okay. Giorgia, se non hai domande ti restituisco la linea, ma siamo ancora qui se vuoi. Sì, avevo questa curiosità, quando vedremo gli effetti del bando, ovvero le prime aperture per chi è riuscito ad approfittare di questa opportunità importante? Allora, non posso dirvi quali attività potranno beneficiare o meno perché c'è ancora la fase istruttoria. Vi posso sicuramente assicurare che qualcuno che ha già aperto, per esempio, ha fatto la richiesta e poi dipenderà dal termine. Sicuramente il termine ultimo per presentare la ricontazione mi sembra che sia il 30 settembre o 31 ottobre, quindi c'è il tempo vero che dirai bene, grazie all'intervento hai prodotto questa apertura, ce l'avremo solo in autunno a livello burocratico amministrativo, ma sicuramente qualche apertura che già è stata fatta o che è in procinto nei prossimi mesi di essere fatta ha avuto, se non l'impulso definitivo, ma una spinta l'ha avuta. Tenete presente che è importante che l'imprenditore decida di aprire a prescindere da un bando, cioè sarebbe molto pericoloso che un'apertura venga fatta solo perché hai avuto i soldi. Il bando deve essere un supporto e non la base. Esatto, assolutamente, perché sennò sono i famosi bandi che non funzionano. Finiti gli effetti del bando, crolla il castello. Grazie a Guido Kaufin. Giorgia. Posso l'ultima? Ci dice un obiettivo, diciamo concreto, che vuole realizzare nei prossimi 2 anni? Beh, allora assolutamente mi piacerebbe vedere gli effetti più concreti di alcune cose che abbiamo messo a terra, no? E quando abbiamo fatto Udine Retail l'abbiamo fatta con l'obiettivo di fare in modo che gli operatori si trovassero nel convertire degli spazi sfitti in apertura. Questo sta avvenendo, ma mi piacerebbe che diventasse quasi una costante, no? Per cui un luogo per. Poi sicuramente c'è il tema del lavoro, c'è il tema cambio generazionale. Cambio generazionale. Quello è un tema che è lì. Col bando l'abbiamo messo in evidenza, abbiamo avuto delle richieste, ma mi piacerebbe che diventasse un obiettivo. Okay. Grazie a Guido Kaufin. Giorgia, a te la linea. Grazie Francesco. Che ne pensa di tutto quello che abbiamo ascoltato? Kaufin è un esperto del settore, quindi bene, no? Che lavori come tecnico e stia fuori, diciamo, dalla bagarre politica. E quindi lui quando affronta i temi li conosce perché lavora nel settore privato proprio su queste questioni. Ho avuto modo più volte di parlare con lui e comprendevo subito che lui conosce le questioni. Dopodiché la realtà del centro di Udine è quella che vediamo tutti i giorni, però io vorrei evidenziare anche il commercio nei quartieri di periferia, perché ci sono dei quartieri nostri dove non c'è più un negozio. Io non ho la bacchetta magica, quindi non saprei dire come affrontare. Io ho fatto delle proposte in campagna elettorale probabilmente difficili da attuare, che però rivendico, no? Nel senso che io avevo
avevo proposto di utilizzare una parte della spesa sociale, al posto di erogarla in euro, la erogavi sotto forma di social card o sotto forma di buoni, quindi quelle persone, i beneficiari, erano costretti a utilizzarle in città e presso le attività commerciali convenzionate col comune. Era un modo per dire: immetto questi soldi e matematicamente li faccio circolare in quelle attività di vicinato. Comprendo le difficoltà logistiche, ma qualche cosa di innovativo bisognerà trovarlo, perché se no il commercio tradizionale, soprattutto quello di vicinato, non esisterà più. Quando De Toni parla di città dei servizi, lei che ne pensa? No, vabbè, è ovvio che se vogliamo dare una vitalità al centro, quindi dare modo anche alle persone di venire in centro e dargli un'occasione per farlo, portare o riportare o mantenere i servizi in centro, diciamo tutto va bene. Poi mi pare, sì, a volte si va anche in controtendenza, perché già spostare la cittadella della sicurezza, no, fuori, oltre via Cividale, diciamo, no, tipo alla Cavarzerani, quello cosa vuol dire? Portare servizi in centro o portarli fuori? Portarli verso le periferie, allora sì, quel quartiere dovrebbe avere diciamo un vantaggio di servizi, quindi bisogna ovviamente trovare il giusto equilibrio, non è facile, la città deve tornare ad avere una sua attrattività. Le persone devono tornare ovviamente in città e questo aiuterebbe il commercio di vicinato. Prima, come detto, si è fatto cenno anche ai soldi da dare con i buoni, no? L'idea del reddito di cittadinanza, che sicuramente il collega Salmè non apprezzerà, ma era quella, cioè dare modo e fare in modo che le famiglie italiane, soprattutto quelle che non arrivano a fine mese, possano spendere, e con la famosa targhetta poi uno faceva la spesa dove voleva. Chiaramente il problema qual è? Sarebbe successo parimenti anche con l'approvazione della sua proposta, che noi abbiamo portato i centri commerciali in centro. Cioè, una volta noi avevamo il problema di aver portato fuori Udine tutti i centri commerciali, quindi il centro storico si è inevitabilmente desertificato per questo motivo. Martignacco, Pradamano, senza fare nomi di grandi cose. Poi, e qua facciamo il nome, col Terminal Nord noi l'abbiamo portato all'interno del comune di Udine. Infatti, come si diceva, io attendo di vedere le graduatorie anche del bando, no, del dottor Kaufin, quando, sì, insomma, voluto anche dal commercio, per il commercio di Udine, perché se noi diamo soldi per aprire i negozi in centri commerciali o in zone dove non ci servono, non abbiamo capito niente. Ma si vedrà, si vedrà. È un tema, ma proprio per la difficoltà delle regole. Cioè noi adesso in Consiglio regionale si sta rimettendo mano alla legge approvata a dicembre 2025, cioè da 6 mesi, per quanto riguarda il commercio ambulante, che è un altro tema. E mettendo mano a quella legge lì, diciamo, stando ai diktat, tra virgolette, dell'Unione Europea, la famosa direttiva Bolkestein, noi avremo di fatto una rivoluzione anche per il commercio ambulante. Non avremo più limiti da poter mettere, non potremo decidere che chi c'è già abbia un qualche vantaggio per continuare la sua attività nei nostri mercati. Questo significa che non avremo investimenti da parte di questi imprenditori, avremo difficoltà ovviamente a poter gestire chi c'è, chi non c'è e chi ci guadagna, sempre la grande distribuzione, vuoi o non vuoi, perché sono gli unici che potrebbero aprire anche fino a 10-15 posteggi in un mercato con i propri dipendenti per fare attività. E questo è quello che abbiamo sempre sostenuto anche come commercio ambulante, su tutte queste cose qua. Poi su Kaufin chiudo e faccio visto che si accennava anche al discorso province, è curioso quello che sta avvenendo con questa vicenda. Noi abbiamo deciso di avere un manager, tra virgolette, del commercio a Udine, quando in teoria dovremmo avere un assessore del commercio a Udine, cioè nel senso una giunta comunale potrebbe far fare le stesse cose che sta facendo Kaufin da un assessore al commercio. Si è presa un'altra decisione e si dice ok, facciamolo fare esterni. Con il ritorno delle province noi avremo esattamente l'incontrario, cioè diciamo che gli esterni, tra virgolette tecnici, non devono più occuparsi dell'amministrazione, ma ci servono i politici eletti in quei famosi consigli provinciali che andremo, speriamo di no, ad eleggere da qui a qualche anno. Esattamente una visione completamente diversa dell'amministrazione della cosa pubblica, e sarebbe bene che
ogni tanto qualcuno facesse pace col cervello, e non mi riferisco ovviamente a Udine o all'amministrazione comunale che ha fatto questa scelta, che tra l'altro costa anche meno che avere un assessore al commercio. Posso velocemente in fila questo? Allora, le città crescono quando hanno peso politico, ma questa è la storia di Udine che lo dice, come di Trieste. Quando Udine ha conquistato una leadership politica, una guida politica rispetto al Friuli, è aumentata di popolazione, di economia, eccetera. Quindi è evidente che noi dovremo rivendicare e ottenere maggiori competenze rispetto a Trieste. Se le otteniamo, cresce la città dal punto di vista politico ed anche economico. Le due cose vanno veramente con sé. Poi l'altra sera in Consiglio Comunale abbiamo affrontato e votato il conto economico, insomma il consuntivo, no? Il consuntivo del nostro bilancio. Io ho detto una cosa molto semplice, c'è un'idea di amministrazione di tipo ragionieristico, vecchia di decenni, una tradizione eccetera, e c'è un nuovo modo di far politica perché è dettato dalle condizioni attuali anche della geopolitica. Quindi io ho detto in controtendenza rispetto a quello che poi scrive sui social, ma ai cittadini devi anche dirgli quello che pensi, no? Quando la nostra Presidente del Consiglio o il nostro Presidente della Giunta regionale o il nostro sindaco, quindi centrodestra e centrosinistra, e potrei citare altri sindaci di centrosinistra, vanno all'estero in missione a cercare di attrarre investimenti sul proprio territorio, non è una spesa, è un investimento. Oggi bisogna fare questo, perché nel momento in cui tu hai 1000 vincoli europei, patto di stabilità, eccetera, il bilancio deve quadrare, ci sono 1000 regole per cui non puoi spendere, che cosa devi cercare? Devi cercare investitori privati che vengano sul tuo territorio ad arricchire la città, perché il tema qual era? Che noi non abbiamo, lei sa, il progetto di finanziamento della Regione per i 10 milioni presi per Borgo Stazione o i 20 milioni presi per il Carnera, dovremmo trovare un partner privato per poterli spendere. Sappiamo che c'è un locale che poi non si decide, ma voglio dire, tu puoi tranquillamente immaginare di andare, come fa Federica in America, a cercare, o che ne so io, in Germania, in Austria, vedi tu, a cercare dei partner privati che investano nella nostra bellissima città. Questo è un tema assolutamente moderno e invece non è stato applicato ancora nella nostra città. E poi l'ultima questione, io mi limito, giusto il ragionamento sul commercio ambulante a cui tengo molto, ma questo è un ragionamento generale. Io farò una proposta adesso, ma lei lo sa che l'anno scorso è stato il primo anno, dopo non so, credo 200 anni, che alla Fiera di Santa Caterina non abbiamo fatto il giorno della festa del Santo. Cioè la Fiera di Santa Caterina si è fatta 3 giorni, ma non il giorno del Santo. Credo che sia l'unica volta nell'arco di 200 anni che noi abbiamo fatto 3 giorni, ma non il giorno del Santo. Quindi allora noi dovremmo anche immaginare che queste, come Friuli Doc, come il Natale, quindi investimenti sul turismo, il turismo ti restituisce immediatamente, mentre una grande opera deve essere cantierata, il progetto ci vogliono anni, se investi nella promozione turistica hai un risultato, un ritorno quasi molto più veloce, diciamo così. Allora la Fiera Santa Caterina ti dà turismo regionale. Cioè sono sempre venuti da Trieste, da Pordenone, cioè sono sempre venuti. E tu l'anno scorso hai cannato, non hai fatto la fiera nel giorno del Santo. Io farò una mozione. Che giorni gli hanno fatta? Ha fatto 3 giorni, perché lei sa che si attaccano i 3 giorni al giorno del Santo. Noi, per ragioni di viabilità, perché io ho la delibera in mano, non si è fatto il giorno del Santo. Ma allora nella scheda tecnica che dice Fiera di Santa Caterina, che cosa vuol dire? Va bene, tanti temi, tanti come sempre che emergono poi insomma parlandone. Adesso vi riporto un attimo sulla questione Alpini che ha acceso il dibattito negli ultimi giorni scatenando anche prese di posizione importanti, lo sapete, l'out-out da parte di Ermacora, l'FVG Pride che decide di fare un passo a lato in un comunicato in cui comunque si dicono preoccupati ovviamente gli organizzatori del Pride per i toni usati da Ermacora. Ieri sera gli alpini si ritrovano e stamattina producono questo comunicato. Ve lo legge Stefano Giovanpietro. Il Consiglio sezionale, riunitosi il 28 aprile, ha unanimemente espresso parere di ringraziamento al Comitato Pride FVG ODV per la sua disponibilità a fissare in altra data il proprio raduno. Torniamo a ripetere, una piccola città è una comunità in cui tutti hanno posto, ma senza contesa degli spazi e dei tempi, per non risultare un'orchestra stonata. Avremmo considerato poco compatibile anche una adunata di appassionati della Vespa o di un'altra associazione d'arma con sorella. C'è posto
posto per tutti e tempo per tutti. Noi alpini ci teniamo il posto della fedeltà all'Italia, della solidarietà, del servizio alla comunità tutta, dell'amore per la nostra storia. Agli altri i loro valori, che rispettiamo anche quando non sono esattamente i nostri. Quando andiamo ad aiutare in occasioni tragiche come un terremoto o festose come una gara podistica, non chiediamo a chi ha aiutato quale sia la sua ideologia, la sua fede politica, il suo orientamento sessuale. Ne lo facciamo con i nostri iscritti e i nostri amici. Aiutiamo e basta. A ciascuno il suo posto, contenti tutti. Il Consiglio inoltre è disponibile ad un confronto in qualsiasi momento. È disponibile a trovare e ampliare quel millimetro quadrato riferito non allo spazio fisico, ma all'alto scopo sociale del vostro messaggio. Riteniamo inoltre doveroso segnalare che al netto delle tante affermazioni purtroppo sempre uguali dei responsabili del Pride e di alcuni esponenti politici, questa associazione, oltre ai raduni, si esprime, come sempre, con i fatti. Alleghiamo a questa comunicazione, pertanto, il nostro libro verde della solidarietà riferito al 2025, che riepiloga, per difetto, il nostro posizionamento a favore della società civile. Ripetiamo, senza alcun pregiudizio, logiche di esclusioni o affermazioni di diritti, dove gli alpini di questa regione hanno donato 168.780 ore, firmato Mauro Ermacora, presidente della sezione ANA di Udine. Che ne pensa Salmè? Insomma, comunicato perfetto. Da giornalista dico un comunicato stampa perfetto, e il problema non c'era nessun giudizio né da una parte né dall'altra. Il problema è che gli alpini hanno fatto domanda a dicembre. Poi all'improvviso si scopre che gli organizzatori del Gay Pride volevano la stessa data. È evidente che erano incompatibili, no? Poi hanno preso atto del fatto che... E quindi contenti tutti, perché la libertà da noi deve essere la più assoluta. Quindi gli alpini faranno la loro sfilata, le loro cerimonie, la loro messa in Duomo, e il Gay Pride farà la sua manifestazione, non so quando, decideranno quando. Tutti liberi di poter esprimere le proprie opinioni. Gli alpini sono veramente la sintesi migliore dell'Italia e del Friuli, e è impressionante, no? Leggere quante ore hanno dedicato al volontariato. E devo dire che da questo punto di vista, non c'entra niente con la querelle di cui abbiamo parlato fino in questo momento, però sono anni che un certo mondo cerca, anche agendo con la provocazione, mandando proprio degli agenti provocatori, andando nelle adunate degli alpini, cerca di infangare il nome degli alpini. Lo fanno provocando, mandando degli agenti provocatori. Ogni adunata si odono delle voci di molestie, poi puntualmente smentite. Sono anni che un certo mondo cerca di infangare il buon nome degli alpini, che non è soltanto il buon nome degli alpini, ma è anche del Friuli dell'Italia. Sergo? Ma io credo che questo comunicato tende a smorzare i toni che poi si sono evidentemente accesi un po' troppo su questa vicenda. Ben venga il passo di lato, come detto, dell'altro comitato, anche perché poi è giusto, soprattutto dal mio punto di vista, che tutti e due gli eventi abbiano pari visibilità e pari anche attenzione mediatica, perché poi farli praticamente in concomitanza avrebbe portato a parlare dei temi portati avanti dagli uni e dagli altri per un giorno, quello successivo. Invece così magari riusciamo a parlarne due e abbiamo già ottenuto un risultato. Poi se la scelta della data era una provocazione perché sapevano che ci sarebbe stata la adunata in quel giorno, se non lo sapevano è stato un caso, hanno fatto passi indietro, bravissimi, andiamo avanndi. L'unica cosa, adesso dovrei rileggere il comunicato perfetto giornalisticamente, però mi sembrava c'è un passaggio dove si dice i vostri valori. Ecco, io credo che vostri valori, si possa anche fare un soprassedere su questo, nel senso che i valori portati avanti da un comitato che cerca di difendere diritti civili di persone non credo che possano essere vostri o nostri. Sono dell'umanità, sono ovviamente valori costituzionali garantiti nel nostro Stato, per cui dovrebbero essere i nostri valori, e gli alpini, essendo ovviamente anche in questo caso rappresentanti, forse meglio di tanti altri, della nostra Repubblica,
diciamo, dovrebbero anche riconoscere, no, dice, che ci sono diritti civili che vengono portati avanti nel Pride. Poi se parliamo di valori, se parliamo di altre cose che spesso vengono mischiate anche con i cortei, perché uno dovrebbe ritenere eccetera. la teoria gender che viene sostenuta come un valore proprio? Si può discutere, no? Ma non si so può avere se un'opinione diversa. Possiamo discutere, io ho solo detto sì, che vostri o nostri. Poi, come detto, certe possiamo cose avere che dei valori inserite, diversi anche io e te, ma io li rispetto tranquillamente. Se parliamo di diritti civili, di persone che per anni sono state ovviamente trattate in un certo modo, se vogliamo parlare anche di persone che sono, diciamo, possono essere state o sono omosessuali e hanno fatto anche gli alpini, perché di questo non si è mai parlato in questi giorni, ovviamente. Quindi, ovviamente, c'entra, no? perché all'inizio sembrava quasi che ci fosse e se iniziamo con vostri e nostri, e la lì contemporaneità dell'evento, sai cadiamo. benissimo che era questo, vabbè. no? Sì, vabbè. No, ma infatti ho detto, prova a immaginarti la messa in duomo così. con i carottini, ma meglio così, dai, cioè, via. diciamoci la verità. Passata. La chiudiamo qui, cosa dite? Ma sì, se non ci sarà un'ulteriore replica. Sì. Mi mando a pranzo, province no, lei province sì o no? Assolutamente, perché il Friuli ha bisogno di un ente che difenda la sua identità e i suoi interessi. Vede. Soprattutto il Friuli ha bisogno di una provincia. Quindi darebbe importanza, aiuterebbe il Friuli la provincia. È per forza. Adesso dov'è il Friuli? Dov'è? Da domani ci sarà. Ci sarà una bandiera del Friuli sul balcone di Palazzo Belgrado. Vedi, lei non è invece, lei dice province no. Province elettive no. Province elettive. Sulla necessità di un ente di area vasta noi siamo sempre stati d'accordo nel momento in cui non puoi rafforzare i comuni, non puoi obbligare piccoli comuni di 100 anime ad avere ancora un consiglio comunale, una giunta, un sindaco. Per quello che servono le province. Sono solo così. No, servirebbero per aiutarli, però ripeto, noi siamo contrari alle province elettive che non servono a nulla. Province, sì, infatti ci sono gli EDR, tant'è che basterebbe chiedere a Federica, Roberti, eccetera, se gli EDR funzionano. Ci sono in tutta Italia le province di secondo grado. Gli EDR hanno lo i consorzi non funzionano mai da nessuna parte. Sono come dire, degli orticelli per galline, diciamo, i consorzi. È un ente di decentramento regionale. No, parlo delle province nel resto d'Italia, sono rimaste, sono elettive, ma sono degli orticelli per galline che discutono del nulla. Ma perché non sono elettive? Perché non sono elettive, perché non avendo un mandato arrivano lì a difendere soltanto il loro comune, mentre se tu sei stato eletto per la provincia hai un mandato che riguarda senza vincolo di mandato l'intero Friuli. Tu sarai eletto dalla tua circoscrizione, non dalla provincia, quindi vabbè, te lo auguro. È lo statuto, Vabbè, chissà, magari vi rivedrete in provincia. Va bene. Vedremo se non si candida. Ma anche no. Qui vediamo. No, perché non mi piace fare le cose inutili. Ha promesso che non si candida. Non mi piace fare le cose inutili. Se gli daranno un senso possiamo anche ragionare. Ma in questo momento non c'è un senso. Tant'è che anche le parole di Roberti di oggi lo confermano. Non c'è alcun senso. Quindi, così no, ma c'è un senso. No, ma anche sì. Io l'ho detto prima. Okay. Cioè, non possiamo dire che i tecnici vanno bene quando ci fa comodo e poi ci vuole il politico che debba scegliere chissà cosa. Quando qualcuno mi spiegherà perché ci vuole un politico per scegliere se una scuola a Leipacco deve essere riqualificata piuttosto che quella in Piazza Primo Maggio, allora io posso capirlo. Ma se noi scegliamo, come dovremmo scegliere dal punto di vista legislativo, dei criteri per stabilire quale delle due deve essere finanziata prima delle altre, perché andrebbero finanziate tutte e due, ma se noi scegliamo un organo elettivo per fare questo, quindi una giunta elettiva, quella scelta sarà meramente politica ed è lì il problema. E quindi basta la democrazia, diamo tutto ai tecnici che decidono direttamente loro. No, perché le scelte le stabilisce il Consiglio regionale, che altrimenti non servirebbe più a niente. Va bene, vi mando a pranzo. Grazie Cristian Servo.